Cioè fanno la metamorfosi. Sapete cos'è la metamorfosi? Sì. L'abbiamo vista. Quindi quegli animali diventano moscerini, specie di zanzare, ma non sono zanzare. Qui non abbiamo trovato le larve di zanzare. Tommaso, basta non ti risassi. Ok? Allora, che cosa vuol dire avere in un fiume tanti animali di questo tipo? Questo è bello. Dimmi? Che buono. Allora, ricordatevi che la cosa fondamentale in natura è che ci siano tanti animali di forme diverse. Se per caso oggi avessimo trovato solo tanti animali, ma solo di una forma sola, di un nome solo, quello che avete scritto, vuol dire che non è buono. Anche se fossero stati plecotteri e basta? Anche se fosse, era impossibile, non è possibile. No. Avremmo trovato, allora, ricordate che la natura, a differenza dell'uomo, ama il caos, la disorganizzazione, il casino, come si dice in dialetto, ok? Sapete cosa vuol dire? Sì. Ecco, la camera disordinata è bella in natura, non a casa nostra, ok? Perché la natura ha bisogno di tutto questo. Voi vedete che qui l'acqua non scorre tutta uguale, ci sono salti, qui è più piana, lì è più profonda, sassi più grandi, se avete visto c'è della sabbia in mezzo ai sassi grandi, sassi piatti, sassi tondi, di tutto un po' di erba anche, un po' di muschio sui sassi, giusto? Non come venire in acqua, perché li vedete anche da lì. Quindi tutto questo vuol dire diversità, tante robe diverse, tanto bene. Ehi! Fuori dall'acqua! Tanta roba diversa vuol dire stabilità dell'ambiente. Vittorio, va fuori dall'acqua, dai, va fuori, dai! Che se no ti bagna, dopo metto la ciocca su, a Feltre, dove va? No, qui al Corlo. Ok? Adesso, di solito, quando si fa un lavoro, alla fine bisogna mettere via le cose. Ossia, ho scritto dei nomi, ho fatto dei disegni, bene, quel foglio di carta non lo buttiamo in giro, lo pieghiamo e lo portiamo a scuola. Lo danno a me. Le vaschette, o lo date adesso, allora facciamo che lo date tutti alla maestra. Le vaschette vanno svuotate nel fiume perché è inutile uccidere gli animali e laviamo con le mani la vaschetta pulita come ve l'ho data. I cucchiaini li raccogliamo e li mettiamo su un secchio. Allora adesso, non ho detto di partire! La prima cosa che dovete darmi sono le penne, la